Adesso preparerò una soluzione utilizzando dell'acido ossalico, del permanganato di potassio e dell'acido solforico. Adesso metto l'acido ossalico dentro la provetta, il permanganato di potassio sempre dentro la stessa provetta. La provetta assume una soluzione, la soluzione assume un colore sul violetto. Adesso cosa succede se metto l'acido solforico dentro la provetta? La soluzione presente dentro la provetta dà un colore sul violetto diventerà trasparente. Dentro la provetta cosa avviene? Praticamente immettendo dell'acido solforico e del permanganato di potassio inizialmente non era venuto nessun effetto. Questo a cosa è dovuto? Praticamente una volta inserito l'acido solforico si è innescata una reazione redox. Nelle reazioni redox vi sono sempre due elementi, un elemento che si ossida e un elemento che si riduce. Nel nostro caso abbiamo l'acido ossalico, l'elemento che si è ossidato, e il permanganato di potassio che invece si è ridotto. Gli elementi che si ossidano cedono elettroni, gli elementi che si riducono invece acquistano elettroni. Inizialmente perché non è avvenuto niente, il colore rimasto invariato prima di inserire l'acido solforico? Perché le cariche non erano bilanciate. Affinché una reazione avvenga, entrambi i membri dell'equazione, le cariche di entrambi i membri dell'equazione devono essere bilanciate. Infatti, una volta inserito l'acido solforico, le cariche sono state bilanciate e la reazione è avvenuta. Siamo partiti quindi da una soluzione che conteneva l'acido ossalico, l'acido solforico e il permanganato di potassio, fino ad arrivare appunto alla soluzione presente attualmente dentro la provetta, che contiene del manganese, dell'anidride carbonica che si è liberata nel momento in cui ho inserito l'acido solforico dentro la provetta, e dell'acqua.